Spalletti, buongiorno. Buongiorno a lei. Crederci non costa nulla. Volevo capire se lei crede ancora nella possibilità che questo Napoli possa compiere l'impresa nonostante tutto, le lacrime d'Insigne, un punto nelle ultime due. Abbiamo la possibilità, quindi di conseguenza anche il dovere di crederci, magari assumendosi il peso della responsabilità di quello che sta avvenendo da ultimo, però ci crediamo. Sport Italia. Buonasera mister, tanti troppi infortunati in questa stagione, come se lo spiega e in percentuale quanto hanno inciso sulla corsa a scudetto? È un discorso che si fa da ultimo, fortunati, non infortunati, chi c'è, chi non c'è, bisogna essere bravi poi a non ragionare al passato, bisogna essere bravi a ragionare al presente. Quelli che pensano al passato sono un po' masochisti, per cui si fa giocare quelli che ci sono e si deve vincere le partite con quelli che ci sono. Radio Kiss Kiss e si prepara la Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio mister, stavamo dando un'occhiata al report dell'allenamento odierno con la lista dei calciatori che hanno svolto in parte o completamente la seduta. Volevo chiederle quali calciatori sono recuperati e convocabili per domani tra quelli che sono menzionati appunto nel report. Ora io il report, se ti interessa qualcuno in particolare, però abbiamo convocato uno della primavera che è Barba e poi abbiamo 3 portieri, poi siamo 21, per cui e Zanoli va valutato perché ha questo malessere, a questa situazione. Ci sono 2 o 3 che vanno valutati, ma quando si arriva a questo punto del campionato ci sono sempre delle situazioni. A noi ce ne è successe qualcheduna di più, però è uguale, insomma, bisogna saper trovare le soluzioni a quello che ti passa davanti, a quello che ti avviene, no? Star lì a ragionare di quello che ti è successo, ecco. Sono situazioni connesse ma non uguali, per cui si guarda a quelli che ci sono e bisogna ugualmente fare una buona partita. Gazzetta dello Sport e si prepara il Corriere dello Sport. Buongiorno, con quelli che ci sono, calcolando che domani c'è il rischio anche che ci sia il campo un po' pesante perché pare che ci sia molta pioggia, potrà influire nella sua scelta un giocatore magari meno tecnico ma che ha più gamba in questo momento, visto che siamo a fine stagione e per tutti è più difficoltoso a fine stagione? Cioè, può essere la sua scelta un po' diversa da questo punto di vista rispetto al solito per un discorso di condizione? No, ma non capisco, cioè, di diverso a quello che noi abbiamo sempre fatto, uno con più corsa, non so a che cosa si riferisce, mi rimane difficile pensarla a tutti questa. Sì, bene è sicuramente uno di quelli che possono giocare perché si è allenato bene e perché sta bene. È uno di quelli a disposizione per giocare. Corriere dello Sport e si prepara la Repubblica. Buongiorno mister. Buongiorno a lei. A inizio settimana lei ha avuto modo di incontrare il presidente. Lui ci crede ancora nello scudetto? Non lo so, anche perché non l'ho incontrato, per cui l'ho incontrato tempo fa e lui è sempre stato molto attento a tentare di mettere a disposizione quello che ci vuole. Poi è chiaro che quello che è lo scorrimento dei risultati a volte fa tentennare un po', questo però è al di fuori di quello
ciò che avviene al di fuori del gruppo. Dentro il gruppo si pensa tutti alla stessa maniera e si ha tutti lo stesso modo di ragionare, che noi bisogna sentirla addosso questa situazione qui. Il trucco è sentirla addosso. Se uno la sente addosso, cosa? Ci si può mettere decine di cose. Sentirla addosso la fame dell'Empoli, sentire addosso quella che è la situazione che stiamo attraversando, sentire addosso la responsabilità dei tifosi che sono innamorati del Napoli, sentire addosso per tentare di essere d'aiuto a una causa perché io voglio bene a quella causa. Se te ne frega poco, non la senti addosso e cambia tutto. Repubblica e si prepara Corriere della Sera, edizione Napoli. Sì, eccomi, buon pomeriggio. No, volevo chiederle, Spalletti è più deluso per i 2 risultati in casa o più arrabbiato? Io sono sempre propenso a guardare al futuro, sempre propenso a vivere bene quello che sto vivendo, sentendo la responsabilità e la colpa di quello che è avvenuto. Sento responsabilità e colpa, però io, se lei me lo permette, vado avanti. Perfetto, lei no, visto che mi voleva tirare indietro, però vado avanti. Fo così anch'io. Corriere della Sera e si prepara il mattino. Mister, provando a guardare avanti in queste ultime 5 partite, che atteggiamento si aspetta dalla squadra? In che modo devono affrontarle? Devono affrontare le partite con la volontà di vincerle queste partite. Magari giocando anche un buon calcio, perché poi non abbiamo parlato, una volta tutti avanti, una volta tutti dietro, una volta si è cambiato delle situazioni tattiche, ma sempre tentando di fare la partita addosso agli avversari, sempre tentando di avere in mano il pallino della partita, sempre andando a mangiare campo, a guadagnare campo, a fare la partita più alta possibile. Per cui mi aspetto quello lì, mi aspetto il comportamento di come abbiamo sempre ragionato durante tutto l'anno a tutti gli allenamenti. Il mattino e si prepara Spazio Napoli. Sì, buon pomeriggio. Lunedì scorso, parlando di De Laurentiis, ha detto che ogni tanto borbotta per i suoi cambi, ma non ci ha detto se a lei dà fastidio quando borbotta per i suoi cambi. E la seconda cosa che le chiedo, dal suo punto di vista, il futuro a Napoli suo è già scritto, non c'è bisogno di rivedersi a fine anno? Allora, il mio futuro si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli, il mio futuro si chiama Empoli, tutto il resto ci sarà tempo per parlarne, poi quando siamo a bocce ferme da ultimo, però non sono importanti, insomma, importanti sono questi 5 risultati che sono davanti a noi, e noi dobbiamo puntare alla vittoria perché ci abbiamo sempre creduto, perché io ci credo, perché i tifosi ci credono, perché il Napoli ci deve credere, per cui si punta alle vittorie delle partite. Spazio Napoli, ultima. Mi dà fastidio De Laurentiis? Quando le parla dei cambi? No, non mi dà fastidio, perché è una cosa che lui probabilmente è abituato a fare, per quello che sono, come fanno tanti, ecco, però come ho detto già prima, con il senno di poi è troppo facile avere ragione sui cambi. Anche qui mi prendo la colpa di aver immaginato dei cambi e che qualcosa di quello che avevo immaginato poi non si è verificato, per cui è una cosa
naturale. Sono io che faccio la formazione, sono io che faccio le scelte, purtroppo. e sono io che faccio bene o che sbaglio, insomma, ecco. Ultima Spazio Napoli. Buongiorno mister, cosa sta succedendo a Zelinski e cosa si aspetta da lui in queste ultime 5 partite? Da lui mi aspetto che ritrovi la tranquillità che lo contraddistingue come persona, come calciatore. E lui è uno che ha classe, che ha qualità, che ha estro, per cui bisogna ritrovare la tranquillità per metterci sopra queste cose qui, perché sennò diventa un po' tutto più difficile dentro la tensione e dentro la pressione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci.